Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Lenola, la terrazza sul Mar Tirreno in provincia di Latina. Il comune si trova a 425 metri sul livello del mare e conta circa 4.200 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Fernando Magnafico. Benvenuti, siamo a Lenola, io sono Fernando Magnafico, il sindaco di questo comune, siamo sui Monti Ausoni, un territorio particolarmente importante dal punto di vista storico e culturale, un comune collinare montano, abbiamo un centro storico bellissimo, siamo 4.200 abitanti, la geomorfologia di questo territorio ci offre delle bellezze uniche, di fronte al nostro centro storico troviamo la zona del colle verso il mare dove abbiamo un panorama mozzafiato. Da lì si può vedere il mare e nelle giornate di poca foschia possiamo ammirare le isole Pontine. Siamo distanti dal mare circa 20 minuti, per cui la centralità di questo comune fa sì che si possa visitare il territorio in pochissimo tempo. A Lenola abbiamo delle bellezze da vedere, storico-culturali. Su tutti segnalo la Basilica della Madonna del Colle, custodita dalle Suore della Misericordia da decenni. Lì si ritrovano anche i pellegrini, il 15 settembre, il giorno in cui si celebra l'apparizione della Madonna del Colle. Tanti sono anche lenolesi emigrati all'estero che tornano al paese per questa ricorrenza. Da lì si può scendere di nuovo verso il centro storico ammirando la scalinata della Pace, un'opera dell'architetto Peppino Quinto. Ogni gradino rappresenta un'immagine particolare con un mosaico di artisti diversi. Questo territorio è stato caratterizzato da una storia importante. Qui era terra di confine, c'era il confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie, di cui Lenola era l'ultimo avamposto. A ridosso della linea Gustav abbiamo subito, nella Seconda Guerra Mondiale, precisamente il 23 gennaio del 1944, un feroce bombardamento che ha causato la morte di 58 civili e decine di feriti. Con l'arrivo degli alleati abbiamo subito da parte delle truppe marocchine centinaia di efferati atti di violenza su donne e uomini lenolesi. Il loro spirito di sacrificio ha fatto sì che il Presidente della Repubblica Ciampi ci conferisse la medaglia d'oro al merito civile il 28 aprile del 2004. Ma la comunità è uscita bene da questi eventi perché è venuta fuori la tempra della comunità lenolese che ha saputo ricostruire l'animo della gente, ha saputo ricostruire il paese, dandoci quella che oggi è una città bellissima e la democrazia. La geomorfologia del nostro territorio non ci consente un'agricoltura estensiva, ma si presta benissimo per l'olivicoltura. Siamo passati dal coltivatore del sabato e la domenica a vere e proprie aziende agricole che lavorano sul territorio e attraverso una pratica diversa nella molitura, nei tempi di raccolta, ha raggiunto una qualità eccezionale. Il comune di Lenola è gemellato con un comune della Francia, Mondragon, e con un comune della Spagna, Marmoleo. Faremo un gemellaggio anche con un comune vicino Francoforte dove ci sono tantissimi lenolesi che lavorano e abitano lì da decenni. Lenola è la mia città, è il paese che amo, in cui faccio il sindaco con orgoglio e con passione tutti i giorni, alla guida di una comunità solidale, veramente eccezionale. Vi invito a visitare Lenola per la sua centralità in un territorio bellissimo, perché la comunità lenolese è ospitale e soprattutto perché c'è aria buona e cibo buono.
Nella maestosa basilica santuario di Maria Santissima del Colle andiamo ad incontrare Adriano Di Gesù, parroco di Lenola. Il Santuario del Colle è il cuore della comunità lenolese, in essa si riconosce, nel santuario trova la propria casa comune, dove ogni giorno, ma soprattutto in alcuni momenti dell'anno, ritorna per ringraziare, per fare voti, per inaugurare vite nuove di sposi, di famiglie, di comunità, dove si vengono a chiedere grazie, dove veramente tutta la comunità è intorno alla Madre. Questa basilica nasce nel 1602 intorno all'apparizione del servo di Dio Gabriele Mattei, un giovane che aveva in animo di compiere un omicidio e che, invocando prima il demonio e poi rapito dalla luce della Madonna, viene qui sul colle, così come gli era stato indicato da questa apparizione, per ritrovare tra i rovi un'immagine che era lì nascosta da secoli. Gabriele ritrova l'immagine e si trovava qui a Lenola in quei giorni per la consacrazione della chiesa parrocchiale il vescovo Comparini, che subito, all'udire di questo avvenimento, viene anche lui a vedere questa immagine e subito ne fa relazione a Roma, lasciando che questa immagine e questa chiesa abbiano subito un loro riconoscimento. Una chiesa che però è ancora diruta. Per questo Gabriele, riconoscente per la grazia della conversione che aveva ricevuto, si fa pellegrino con il nome di Deo Gratias e gira l'Italia e l'Europa forse per raccogliere donativi e anche piccole guarigioni, miracoli che gli danno l'occasione di reperire quei fondi che, riportandoli a Lenola, gli danno l'occasione di costruire questa chiesa, che in fondo è l'immagine della ricostruzione o della riedificazione soprattutto della sua vita, che è il vero Tempio del Signore. Ed è per questo che egli, da Gabriele Mattei, si lasciò chiamare poi per tutto il tempo della sua vita Deo Gratias, tempo della sua vita che ha trascorso in questa chiesa come eremita a servizio della comunità e per il culto e la devozione. La comunità ancora oggi ripete un gesto che Gabriele era solito fare in vita, soprattutto quando gli veniva chiesto di pregare per qualche situazione di particolare bisogno, che era quella di prendere alcune bacche di cipresso che circondavano il santuario, due dei quali sono stati e sono ancora sulla facciata della chiesa, con i quali Gabriele andava presso gli infermi per operare guarigioni. Alcune sono addirittura attestate nella storiografia del santuario. Intorno a questo santuario da qualche tempo è nato un servizio che è il Centro di Aiuto alla Vita, collegato al Movimento Italiano per la Vita, attraverso il quale la devozione alla Madonna abbiamo inteso che dovesse diventare qualcosa di reale, di tangibile. Ed è nata così un'opera di carità attraverso la quale aiutiamo le donne a ritrovare fiducia e speranza quando devono accogliere una vita. La nostra comunità è ricca di opere d'arte che nel tempo l'hanno arricchita e sono state custodite con amore e soprattutto durante il periodo della guerra che ha purtroppo colpito la comunità di Lenola pesantemente. Proprio questa possibilità di recupero delle opere è stato ogni volta anche un recupero non solo delle opere in se stesse ma anche della memoria.
Per questo non solo il patrimonio storico-artistico ma anche quello archivistico costituisce per la comunità di Lenola un patrimonio ricchissimo, potrei dire anche non solo per la nostra città ma anche per la comunità diocesana. E l'archivio del santuario e quello della parrocchia sono riconosciuti dalla Soprintendenza Archivistica come patrimonio storico nazionale. La comunità di Lenola comprende anche una comunità più significativa a Valle Bernardo, un'altra a Passignano, vi sono molte altre contrade. La fede è viva ed è radicata soprattutto intorno alla devozione di San Giovanni Battista, che è il patrono principale del paese, che viene tra l'altro portato con una solenne processione fino al santuario proprio nel giorno della festa del Colle, che è il 15 di settembre. Una festa che raccoglie come un capodanno, potremmo dire, della comunità civile, prima ancora di quella parrocchiale, non solo la comunità di Lenola, ma anche quelle dei paesi limitrofi. Ma non solo, perché la festa del Colle del 15 settembre richiama molti e molti figli e devoti di Lenola che sono sparsi in ogni parte del mondo. Non mancano poi i pellegrinaggi a piedi dei pellegrini che vengono dai paesi e dalle contrade limitrofe, una vera festa dei cuori, potremmo dire, nei quali ognuno desidera ritrovarsi intorno alla madre qui nella sua casa. Alcuni ristoratori di Lenola hanno preparato per noi i piatti della tradizione locale con lo chef Salvatore Venditti. Andiamo a scoprirli. Benvenuti a Lenola. Siamo qui per presentare la nostra gastronomia preparata dai vari ristoranti di Lenola. La nostra cultura è basata su piatti poveri. Abbiamo per primo della salsiccia secca, dei formaggi stagionati di pecora e capra. La pettola è un piatto, diciamo, poverino, acqua e farina. Viene stesa come hanno fatto delle signore prima, lavorando con lo stenderello, noi diciamo mattarello, oppure all'inizio si chiama inganelaturo, stesa, tagliata, fatta asciugare e poi viene cotta e poi condita con i fagioli, con i ceci, quello che uno può mettere va bene. Questa è una zuppa di fagioli, nei tempi non si buttava niente, il pane era fermo, si facevano cuocere dei fagioli, pane, olio, e volendo si aggiunge anche un po' di verdura. Dei gnocchi al ragù, proprio un sugo tipico lenolese con salsicce e spuntature di maiale cotto lento, le lumache, salsicce e broccoletti e il proprio piatto forte che diciamo a Lenola è veramente apprezzato, la trippetta che sarebbe della trippa di bovino, aromatizzata al punto giusto e un po' di piccantino. E non ci facciamo mancare niente, anche un po' di baccalà. E delle costolette che vanno fatte alla brace, costolette di agnello, da scottadito, accompagnate da un buon bicchiere di vino e poi per finire, a chi piace, un pezzetto di formaggio stagionato. Con gli asparagi si può fare di tutto, dalla frittata alla pasta, si trovano. E anche questi vanno lavorati, fatti bene, sono ottimi per fare un bel primo e delle tagliatelle io ce le vedo benissimo. Poi abbiamo il pane casereccio, la pizza Leno si chiama la pizza per terra, cioè cotta a terra a forno, la pagnotta di pane, dei dolci. Per fare una buona cucina ci vuole un buon olio e il tutto va condito, diciamo, a crudo o nella cottura
con dell'olio dei nostri produttori che hanno ricevuto parecchi meriti. L'olio fruttato, piccante, veramente esalta i piatti del nostro paese. Tutti i ristoratori vi aspettiamo a Lenero, un paesetto tranquillo, in collina, vi aspettiamo. Il comune di Lenola ha una storia antica e una spiccata vocazione alla pace. Parliamone con l'architetto scultore Giuseppe Quinto. Il territorio di Lenola è sempre stato abitato, lo dimostrano tanti reperti archeologici trovati in zona. Va ricordato e soprattutto messo in evidenza il Castelliere di Passignano, di epoca pre-romana. Poi nel periodo romano abbiamo una strada che faceva da collegamento tra le due importanti strade e collegava due grandi città, Fondi e Fregelle. Poi abbiamo nel periodo medievale molte chiese rurali sparse su tutto il territorio e un sito archeologico abbandonato nel 1490 di Ambrifi. Parlando di Lenola come primo documento scritto è del 1072. Inola era il primo nome originario, poi Enola e oggi la chiamiamo Lenola. Il primo nucleo si chiudeva con una cinta muraria, dopo è stata fatta una prima espansione che ha raggruppato la chiesa di Santa Maria e in ultimo nel 1600 è stato di nuovo ampliato fino alla porta del Colle in occasione del ritrovamento di un'effigie della Madonna del Colle. Da qui parte una scalinata che arriva fino al santuario. Questa scalinata misura circa 300 metri lineari ed è formata da 104 scalini, nei quali 84 sono stati inseriti 83 mosaici sul tema della pace. Una prima parte della scalinata pianeggiante si apre in un piazzale dove sono state rappresentate tutti i giochi dei bambini, la parte dell'infanzia e l'adolescenza. I mosaici della pace, tanti fotogrammi per raccontare un solo fatto, cioè la pace. Ogni artista di ogni parte del mondo ha contribuito a questo lavoro, offrendo uno schizzo dove ognuno a modo proprio hanno raccontato il tema della pace. Nel centro storico ho realizzato una scultura per ricordare i fatti del 1944, ovvero gli stupri fatti dai marocchini nei riguardi della popolazione di Lenola. Quest'opera vuole rappresentare questo sacrificio che hanno dovuto subire le donne di Lenola. Pertanto il volto di questa donna rivolge lo sguardo al visitatore con un sorriso, perché ormai ha perdonato quanto ha subito, però mostra la ferita, la cicatrice che è rimasta e questo è un monito per l'uomo affinché queste cose non avvengano più.
Con Angelo Guglietta, presidente del Consiglio Comunale e delegato al turismo, andiamo a conoscere la realtà associativa di Lenola e le manifestazioni più importanti dell'anno. Lenola è un paese di grande attrazione turistica, grazie anche al suo clima, e presenta praticamente la cosiddetta passeggiata del Colle, tipica di quello che deve essere frequentata proprio per trascorrere dei momenti anche di relax. Si trova poi tra l'altro proprio vicino alla Basilica Minore della Madonna del Colle, tra l'altro molto conosciuta, e quindi se uno vuole venire a Lenola a trascorrere una bella serata, viene l'estate sul Colle dopo aver trascorso magari una bella giornata al mare, e proprio lì, immerso nel Parco Mondragon, c'è l'anfiteatro comunale, un anfiteatro bellissimo dove si svolgono le varie manifestazioni estive. Ricordiamo che a Lenola l'estate inizia in coincidenza, si può dire, con le varie manifestazioni, con la festa del patrono, che è San Giovanni Battista, a partire dal 24 giugno e terminano poi con il 15 settembre con la festa della Madonna del Colle. Quindi tutto il programma si svolge da giugno a settembre e viene denominata Estate Lenolese. Ci sono tantissimi eventi, noi non finiremo mai di ringraziare tutte le associazioni e i comitati di festeggiamenti che si impegnano a dare un vero e proprio sviluppo turistico di questo paese. Iniziative che portano tanti turisti e villeggianti anche qui a Lenola e dove noi vi invitiamo veramente a venire per trascorrere una serata diversa, dove c'è anche la buona cucina, ma soprattutto a seguire anche molti eventi, e tra questi eventi bisogna ricordare, ad esempio, naturalmente, bisogna ricordare ad esempio la sagra dell'antica Tribbiatura del Pantano di Lenola, bisogna ricordare un borgo Mille Candele, bellissima questa iniziativa, come ad esempio bisogna ricordare la Notte Bianca che si snoda proprio tra il centro storico, si collega poi tramite la Scalinata della Pace per andare sul Colle, quindi uno in una notte può trascorrere e cogliere l'attimo in tutte praticamente i luoghi più suggestivi di questo paese. È sicuramente da ricordare il Festival Internazionale dei Cortometraggi e dei Lungometraggi Inventa un Film, che si svolge sempre nel periodo di agosto all'interno del nostro suggestivo anfiteatro comunale. Ed infine, altro appuntamento molto seguito, e per passare una vera serata in allegria con tanta musica e tanta pizza, è il Pizza Village. Non mancate! Vi aspettiamo a Lenola! Adesso per l'invito nel dialetto locale diamo la parola alla simpatica signora Clotilde, classe 1934. Io sono l'insegnante Izzi Clotilde, insegnata a Lenola per parecchi anni e quindi ho visto passare avanti a me parecchie generazioni e ho avuto sempre il pallino del dialetto. Infatti durante che studiavo ho avuto una nota perché mentre spiegava filosofia io stavo scrivendo i vari soprannomi di Lenola. Però ho avuto sempre questa passione perché il nostro dialettico è descrittivo, è espressivo, è scenico. Molte volte in italiano non troviamo un vocabolo che possa chiarire bene il concetto che abbiamo in dialetto. Per esempio, se io dico alliata, quanto nevica, alliata, mi trovi lei un altro vocabolo in italiano che possa sostituire alliata. Bagnare.
No, invece a Liare vedo tutta la scena piena di neve. Quindi poi con i bambini ho pensato di scrivere un libro in dialetto con tutti i soprannomi, filastrocche. E quindi io vi invito a venire a Lenola, che va creata. Ci sta l'aria buona, lo mangia meglio, pettoli cici, zuppa di fasoli, ciamotta e lo caso d'ambrifi. Poi, quindi, di fronte a tutta questa grazia di Dio, non potete dire che l'altro trippa mia ha fatto capanna. Quindi poi abbiamo il bel santuario e quindi potete venire, avete di tutto. Lenola vi aspetta con la riconosciuta accoglienza dei suoi abitanti. Per rivedere le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Lenola in provincia di Latina. Ciao! Viva Lenola!